Poi sta è 8 che comincia il rosario, adesso intanto lo metto via. E ho detto, e va, mi scaldo qui che go avanza oggi, e invece dopo mi passo dell'altro. Quando vado di là, spengo la luce qua, dico, vai appena, che ha tutte queste luci accese, no? E sono là e ho appena acceso per scaldarmi qui che ho nel piatto che non devo mangiare a mezzogiorno e parte l'allarme. Ho spento e sono venuto fuori, chiudo la porta, devo aver acceso questo, insomma, e vedo uno appoggiato là. E va così, al momento, ma che sei tu? Cosa fai qua dentro casa mia, qua, perché sei venuto dentro, ho detto. E ora con tutte le forze che aveva perché mi faccio fatica a stare in piedi, mi sono essere in carrozzella, mi go appoggiare né a maniglia né a porta, no? A vederla sembra uno scricciolo, minuta e magrissima, ma l'energia di Giovanna Maretto la noti al primo sguardo. Il marito in casa di riposo, l'adorato figlio che non le fa mancare affetto e presenza, vive sola in questa villetta di San Vito di Vigonza. I ladri erano in due, li ha visti e affrontati, anche se a 80 anni compiuti ad agosto. Sono del leone, ci ha raccontato Fiera. I malviventi erano lì, lei si è alzata e ha preso il telefono. Io non so come abbia fatto tenere fermo, stare là e anche qua per tenermi anche in piedi e sono riusciti a prenderlo. Questo visto, chiamo subito il 112, ho detto caro. Dunque, ho detto, ti conviene andare via perché si di assassini, farabutti, delinquenti, che ho detto, adesso non mi ricordo neanche bene. Ho detto, vergognati che sei giovane, va a lavorare, ho detto, no, viene d'amico, non vuoi niente, soldi non ne ho. Roba di ora non no, ma vergognati che ora che finì rovinare le famiglie, che tu non sai fare queste robe qua. Ma con una forza, senza paura, proprio non mi sentivo paura, ma ho sentito soltanto coraggio, non so spiegare. L'allarme continua a suonare, i ladri fuggono, i due dentro casa, il complice all'esterno. Derna, così la chiamano, non li riconoscerebbe, ma la casa dopo il loro passaggio l'ha fotografata. Ho acceso la luce, ma non sapeva dove mettere i piedi, perché roba dappertutto, butta fuori tutto. I carabinieri sono arrivati subito e con loro il figlio. Non ha voluto andare in ospedale, racconta, questa è casa sua. Qui sta cucendo i pigiami per il marito, qui continua con forza a vivere con gli amici accanto. Qui prega la Madonna e si affida a padre Leopoldo. È preoccupata per la finestra da dove sono entrati i ladri ancora rotta, ma da qui non si muove. Lei ha dormito qui queste notti, non ha paura? No, non ho paura, questo che quando che magari sento un movimento o qualcosa come che ho sentito stamattina, passa un coraggio di ferro.